Va ora in onda Filo Diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. E la linea torna a Matteo Furian. Grazie mille caro Giulio, rieccoci cari radioascoltatori, ben ritrovati su Filo Diretto con la Lega nel mondo. Scusateci per l'attesa, chiediamo scusa anche alla nostra ospite perché abbiamo avuto dei problemi tecnici e quindi abbiamo ritardato un attimo l'inizio della puntata e do il bentornato, perché era già stata ospite qui da noi, a Lorella Gerace, coordinatrice della Lega nel mondo Austria. Ciao Lorella! Buonasera a tutti! E rieccoci, e oggi, come sempre, su Filo Diretto con la Lega nel mondo, parliamo di realtà sempre diverse, trattiamo tutto il mondo, come suggerisce il titolo del nostro programma, e oggi parliamo di Austria, un paese molto vicino all'Italia. Ti faccio una domanda, Lorella, te l'avevo già fatta quando eri venuta già qui sui nostri spazi. Ti faccio di nuovo questa domanda, magari qualcuno ovviamente se l'è persa quell'intervista, te la rifaccio di nuovo. Cosa ti ha portato in Austria? In Austria mi ha portato il lavoro perché ho ricevuto un lettorato all'Università di Vienna e poi mi sono stabilita qua, parallelamente al lettorato faccio l'interprete di conferenza e ho lavorato per le organizzazioni internazionali, per le visite di Stato e quant'altro. Uh-huh. E ti faccio un'altra domanda che mi sono sempre chiesto. In Austria si parla il tedesco austriaco, visto che sei esperta anche di lingue, ma che cosa cambia dal tedesco della Germania? Cioè, ci sono delle varianti? Cioè, cambia? In che modo? È una mia curiosità e me lo sono sempre chiesto. Gli austriaci non sopportano il tedesco, lo chiamano il tedesco crucco perché è molto duro. L'austriaco invece ha molti latinismi, però è la stessa lingua. È più o meno come l'italiano parlato da un milanese e l'italiano parlato da un romano. Questa è la differenza. Ok, quindi diciamo che noi siamo un pochino più a sud della Germania e quindi ci danno un po' di terroni, bonariamente, ma ci danno di terroni. Tra l'altro l'Austria è un paese piccolo perché comunque ha meno abitanti, se non erro, della Lombardia. 9 milioni. Anche. 9 milioni di abitanti, di cui 2 milioni e 2 sono a Vienna, quindi immaginati te, è praticamente tutta Vienna. Ecco, poi l'Austria ha una storia spettacolare, purtroppo non sono mai riuscito ad andare a Vienna, sono stato solamente a Salisburgo, bellissima cittadina. No, comunque, parlando sempre di Austria, sappiamo che l'Austria ha una repubblica parlamentare federale. Federale, si ispira a quella tedesca? Sì. È sullo stesso modello, devo dire funziona molto bene. Lo Stato federale è una cosa fantastica perché i politici, l'amministrazione pubblica è più vicina ai cittadini, ai bisogni dei cittadini e non c'è bisogno di tanta burocrazia. Per cui io abitando a Vienna, il mio Stato federale è Vienna. E qui addirittura loro sono federali anche nella federazione, cioè a dire nella città ci sono 23 distretti e ogni distretto è un piccolo stato, cioè puoi fare tutto nel tuo distretto e quindi funziona a meraviglia. Sarebbe fantastico se fosse così anche in Italia. Ti faccio una domanda, perdonami. All'interno dei distretti, quindi ci possono essere leggi che in un altro distretto non ci sono? Cioè ci può essere questa differenza? No, leggi no, ma regole sì. Regole, per esempio, per la circolazione, per i bolli, per tante piccole cose.
e comunque hanno un sistema per cui il tuo rappresentante del tuo quartiere è a tua disposizione, cioè vai lì e gli dici a me non torna questo e questo, e lui ha il dovere di riportare e trovare una soluzione. Quindi è diretta al cittadino ed è responsabile da un punto di vista politico verso i propri elettori. Quindi un federalismo dentro il federalismo, possiamo Più o definirlo. meno sì, calcola che l'Austria è piccola, però ci sono per esempio degli stati federali, tipo il Vorarlberg, che va dentro la Svizzera, che è uno stato molto ricco e che si può permettere di pagare, per esempio nella sanità, tante più cose ai propri cittadini di un altro stato federale austriaco. Quello più povero ufficialmente è il Burgenland, che è fra Vienna e l'Ungheria. Povero fra virgolette, perché in realtà non lo sono. Tutte le tasse che vengono pagate vengono distribuite a livello federale, non tutte, ma la stragrande maggioranza, e anche la manutenzione delle strade, dei cartelli, di tutto viene regolamentato a livello federale. Quindi quando io vengo in Italia in macchina, quando arrivo nella Stiria o nella Carinzia, bisogna andare più piano in autostrada. Mettono il limite a 100. Su pochi tratti mettono 130, perché loro ritengono che siccome ci sono i pascoli, siccome non ci sono le foreste, non vogliono inquinare e hanno deciso di mettere a 100. A Vienna no, è 130. Quindi vedi che ognuno si adatta le regole ai propri bisogni, al bisogno della propria regione-stato. Devo dire che funziona bene perché non è centralizzato a Vienna e quindi ognuno, come si dice in tedesco, ognuno cucina la propria minestra nella sua pentola, è un detto austriaco. E quindi scusami, è come se l'Italia fosse, mettiamola trasmessa sul nostro paese, divisa in stati federali, che sarebbero le regioni, diventano degli stati, e poi all'interno di questi stati federali ci sono dei distretti, il distretto per esempio per quanto riguarda la Lombardia di Milano, di Bergamo, di Varese, di Como, sì, così, sì. Giusto? Sì, esattamente, e loro hanno un minimo di libertà per il loro territorio. Anche gli interventi di polizia e come la polizia deve intervenire viene, come dire, in accordo con il comune o qui non c'è provincia, ma insomma diciamo comune e provincia insieme. E quindi tutto, anche l'ufficio delle tasse, che è invece le tasse sono uguali per tutti, anche gli uffici federali hanno un modo di lavorare diverso. E infatti quando ci sono degli incontri si dice ma da noi fanno così, e l'altro gli risponde no, a Vienna è così, a Vienna, dicono tutti, no? Con ilarità. Quindi è tutto molto diverso. C'è una regola generale per lo Stato, ma è frazionata e sottofrazionata. E ti dico, così è più agile e costa anche meno. Ecco, esatto, ma perché, scusami, costa meno? Perché quando purtroppo si parla di federalismo, che quindi in teoria aumentano, cioè le competenze certo vengono spartite, però questo vuol dire che si creano anche nuove figure, nuovi meccanismi per gestire le competenze. Tutti pensano che si vanno a spendere soldi in più, ma in che senso si risparmia? Non è vero, si risparmia perché guarda, il sindaco c'è già, no? Il presidente di regione c'è già, gli uffici statali ci sono già, che c'è l'ufficio federale c'è già, quindi non c'è una replicazione, un doppione di competenze, ma c'è una competenza sola e si risparmia invece
contatto con la centralità di Vienna. Quindi se Vienna dovesse gestire tutta l'Austria dovrebbe avere più personale e invece ha meno personale perché già esiste una struttura federale in ogni Stato austriaco. Quindi è un assurdo, ma si risparmia. Sembra che si vada a fare un doppione, in realtà non è così. No, questo è un ragionamento assolutamente sbagliato. Ti faccio l'ultima domanda perché purtroppo abbiamo iniziato tardi per appunto dei problemi tecnici e quindi siamo ormai già verso la conclusione. Mi dispiace perché volevo parlare un pochino più a fondo dell'Austria perché sarà la è un prossima paese volta. È un paese che non è tanto lontano da noi, è un paese molto interessante e soprattutto dal punto di vista, mi interessava parlarne stavolta. La prima volta l'abbiamo parlato più a livello economico, come ci si fa a insediare in Austria, dal punto di vista lavorativo anche. Questa volta volevo parlare un pochino più a livello burocratico statale di come era organizzata come nazione. Ti faccio l'ultima domanda. Secondo te il modello austriaco, come tanti altri modelli di Stato federale, potrebbe essere applicato al paese Italia? Perché questi modelli sono veramente belli, ovviamente, e funzionano, però sai come si dice, non tutti i modelli di altre realtà possono funzionare in una realtà diversa. Ma secondo te potrebbe funzionare in un paese come l'Italia? Sicuro, certo, anzi l'Italia funzionerebbe meglio, perché ti spiego, le necessità che ha Milano non le può capire Roma, le necessità che ha Palermo non le può capire Roma, ma le possono capire i presidenti di regione o i sindaci, i bisogni che hanno loro, e quindi essere più agili e quindi costare meno e quindi anche essere più vicini al cittadino e non distanti dal cittadino. E quindi sarebbe una cosa stupenda proprio per la conformazione fisica dell'Italia, che è lunga e stretta, e quindi le distanze dalla capitale sono notevoli, ma non solo di chilometri, ma anche di cultura, visto che noi siamo uno Stato giovane. Le culture diverse, la cultura che ha la Val d'Aosta è distantissima da quella della Puglia, che sono tutte ricchezze che abbiamo noi, ma non vengono valutate a livello culturale, a livello amministrativo. Quindi per me sarebbe la soluzione ideale per la mia Italia, per essere più agile e per risparmiare più soldi. Perfetto, ti ringraziamo. Abbiamo perso il collegamento con Matteo Furian. Comunque, cara Lorella, ci risentiamo per una prossima puntata di Lega nel Mondo. Ti ringrazio, buonasera a tutti. Avete ascoltato